vi racconterei una storia forse molto conosciuta, ma forse no. C'era una volta un re! Un re, diranno subito tutti i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Ma mi avevano chiamato per un'altra storia. Non ero preparata per questo. Vedo là in fondo come un mozzo gigante, un uomo gigante. Ma che cos'è? Oddio, 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 si sta muovendo. Oh. Guarda, si schiena, si apre. Una legge. Un mattino si sveglia e si trova su di un cuscino mentre si sta schiudendo. Si guarda intorno e non c'è proprio nessuno intorno a lei e al capello a cui era attaccata. Pinocchio si guardava intorno, si stropicciava gli occhi, si stiracchia. Poi fa i primi passetti sul cuscino e fa finta di buttarsi su un mare di capelli, ma proprio in quel momento prende una gran sederata ed esclama: ma dove sono tutti i capelli? Ma che questo qui che cos'è? Un monumento ai caduti? Sono io il capello ignoto. In effetti, non era questo il modo dove lui si era immaginato di... In un mare di capelli io
piccolo pilota si guarda intorno per capire come muoversi. La Silvia le scrive Il mondo era appena nato. Un po' si dispera. Comincerebbe volentieri a strapparsi i capelli perché non sa dove andare. Proprio in quel momento dal bordo del cuscino appare all'orizzonte un suo simile, l'Armando. Fratello, come Si guardarono inizialmente un po' sospecchi, ma poi si riconoscono e corrono ad abbracciarsi. un quasi uguale. Io lo so! Tullio, ma vieni! Tullio proprio no! Che coccio questo pidocchio! Si va la storia che Porca miseria!
buona idea abbandonare il penato di questo posto nuovo e partono. Dopo un sacco di corsi, giri e saltelli, con Armando che fa da guida turistica e lo riempie di attenzioni, arrivano a una scuola piena di gente che festeggia. Era in fretta garantito. Ma proprio in quel momento che Pidocchio e Armando stavano divertendosi un mondo acaro e polvere, due loschi individui, risvegliati dal rumore della festa, risalgono dallo scantinato della scuola, invidiosi della popolarità di Pidocchio, cercano di circuirlo per poi sbarazzarsi definitivamente di lui. Quanta fretta, ma corri, dove vai? Senza soldi c'è un momento capirai. Noi Acaro e Ione siamo in società, di noi ti puoi fidare. Parlarci dei tuoi problemi.
possono l'amicizia di tutti, lo fanno cadere in un tranello, convincendolo a salire sulla testa di Ernestino, un bambino ricevuto che proprio quel pomeriggio aveva in programma il trattamento. Nell'armadietto del bagno, pronti in qualunque momento dell'anno, resterà il suo feroce attacco a lenti e pidocchi. Inizia una lotta all'ultimo sangue, la mano a sfondere il pettinino, Pidocchio si nasconde dietro il picciolo che si schiva l'attacco frontale, Felice non le guarda, lo insegue, lo cerca, non c'è nulla da fare. La schiuma assassina sta arrivando.
dello shampoo, Pinocchio salta con prodezza via dalla testa di Ernestino e torna sconsolato verso la scuola pensando: Non voglio più essere un Pinocchio, io non voglio essere schiacciato, non voglio essere cacciato.
Allora, grazie, bella sorpresa. Allora, volevo ringraziare tutta la scuola, tutti quanti, a partire dalla dirigente, tutti gli organizzatori, tutti quanti. Questi anni, sono 8 anni che c'è il caro coro, abbiamo 3 anni di materna e 5 di elementari, quindi abbiamo spostato lo storico coro della materna alle elementari grazie a tutti noi. E spero che questa bella iniziativa continui. Io non lo so se ci sarà l'anno prossimo. La tastiera me la posso prestare, non c'è problema. No. Questa data la segniamo sul calendario. Va bene, noi adesso vi salutiamo a nostro modo e mettiamo, forse oggi non c'è la discoteca, lo sapete, sì, però adesso sì, c'è l'asta delle torte dopo questa canzone. Adesso canteremo questa canzone insieme a voi e ci sono le parole, ma vi prego di alzarvi tutti quanti e di ballare con noi.